Buongiorno, le principali notizie. Emergenza sicurezza a Catania, il sindaco Trantino dice serve l'esercito, il dossier presentato al governo nazionale. A Messina insegnante di danza condannato a 13 anni di reclusione accusato di violenza sessuale su 3 minori. Flop referendum, affluenza appena sopra il 30% nel paese, ma in Sicilia non si raggiunge neanche il 24%. A Trapani ha provato a scappare la donna uccisa dal marito a Castelvetrano. L'uomo l'ha colpita a morte sulle scale di casa, poi si è suicidato. Domani una fiaccolata in memoria della vittima. Indiscusso valore culturale. Con questa motivazione il Consiglio di Giustizia Amministrativa ferma i lavori del porticciolo di Ognina a Catania. Ribaltata la valutazione del TAR, esulta Legambiente. Si avvicinano gli esami di maturità, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di indovinare le tracce della prima prova. Calcio, Serie B, Palermo pronto ad annunciare l'ingaggio di Pippo Inzaghi, ormai ad un passo dalla separazione con il Pisa. Mercato, si punta al ritorno di Audero. A Catania si attende l'arrivo di Pelligra per pianificare la nuova stagione. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque servono militari contro la criminalità. Il sindaco di Trantino incontra il premier Meloni e invoca l'intervento dell'esercito. Presentato il dossier Catania, le proposte verranno esaminate dal governo nazionale. Tonino De Mana. Servono militari contro i criminali. Il sindaco di Catania Trantino esce allo scoperto e chiede aiuto al governo nazionale, cogliendo l'occasione per consegnare di prima persona al premier Meloni il cosiddetto dossier Catania. Tra le principali questioni affrontate la sicurezza dei cittadini, le infrastrutture ferroviarie e la gestione dell'ambiente e dei rifiuti. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza dell'esercito nei punti nevralgici della città, proponendo una riedizione migliorata delle operazioni Strade Sicure e Vespri Siciliani. In tal senso ha richiesto al capo del governo l'invio di un numero consistente di unità militari da dislocare nelle aree più a rischio, con l'obiettivo di dissuadere comportamenti illeciti e al contempo rassicurare la popolazione sempre più esposta a fenomeni di microcriminalità. Episodi sfociati con la morte del giovane pasticcere ad Ognina per mano di un posteggiatore abusivo senza permesso di soggiorno e della piaga dei posteggiatori abusivi nel centro storico, come abbiamo più volte documentato nei nostri servizi. Si è parlato anche del completamento del cosiddetto nodo Catania. RFI, spiega l'amministrazione, ha presentato un progetto per l'interramento della stazione centrale della rete ferroviaria che, una volta realizzato, permetterebbe una storica ricucitura urbana con rilevanti interventi di rigenerazione del tessuto cittadino. Tra le priorità è stata segnalata anche l'emergenza rifiuti, con un peso economico ormai insostenibile che grava sul comune per il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati. Trantino ha quindi proposto misure normative che incentivano comportamenti civili, tra cui la possibilità per i comuni di disporre il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per abbandonare la spazzatura. La sospensione per 6 mesi del reddito di inclusione per chi, già diffidato, venga nuovamente colto a compiere la medesima infrazione. Il Tribunale di Messina ha condannato a 13 anni di reclusione un giovane insegnante di danza e accusato di violenza sessuale su 3 minori. Emanuela Corsi. 13 anni di reclusione è la condanna in primo grado del Tribunale di Messina nei confronti di un giovane istruttore di danza della provincia accusato di violenza sessuale su 3 minorenni, una delle quali una sua familiare. A fare scattare le manette a febbraio dello scorso anno la denuncia dei genitori delle ragazzine. Le adolescenti all'epoca dei fatti, sotto i 12 anni, avevano raccontato di essere state palpeggiate dall'insegnante che spesso le baciava e le accarezzava insistentemente nelle parti intime. Le molestie avvenivano durante le lezioni in palestra, ma anche in altri luoghi. Una di loro, di 11 anni, veniva infatti affidata all'istruttore ogni mattina dalla madre, che non poteva occuparsene per motivi di lavoro. Nel telefonino gli inquirenti hanno trovato alcune chat con minacce nei confronti delle vittime, alle quali imponeva di non raccontare nulla. Il giovane è accusato anche di aver picchiato e insultato un allievo della scuola di danza, minacciandolo di tagliargli la gola. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto a maggio aveva chiesto per l'imputato la condanna a 12 anni e 10 mesi per violenza sessuale. I difensori hanno annunciato che presenteranno ricorso in appello. È nullo il referendum promosso dalla CGIL, affluenza appena sopra il 30% nel paese, ma in Sicilia non raggiunge neanche il 24%. Sentiamo Manlio Viola.
Nessuna sorpresa dalle urne referendarie al termine di un giorno e mezzo di votazioni ieri e oggi. Nessuno dei 5 quesiti referendari su cittadinanza e soprattutto sul mondo del lavoro raggiunge il quorum. Di fatto si è trattato di una consultazione costata agli italiani 400 milioni di euro e conclusasi con un nulla di fatto. Se in Italia si è raggiunta comunque un'affluenza del 30,5% a fronte del 50% più uno necessario per la validità, in Sicilia è andata persino peggio. Nell'isola l'affluenza si è fermata al 23,1%, ben al di sotto della media paese. La provincia in cui si è votato di più a sorpresa è stata quella di Enna con il 25,5%, seguita da Palermo e Catania con il 24,8% e il 24%. In fondo alla classifica siciliana invece c'è Agrigento con il 19,6%. Numeri a parte, adesso lo scontro torna sul piano politico. Dalla Sicilia partono le bordate di Lega e Fratelli d'Italia alla CGIL. Per Carolina Varchi, segretario di presidenza della Camera dei Deputati, si tratta di un'altra sconfitta da incorniciare per la sinistra a trazione CGIL. Per il commissario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, Landini deve fare i conti con la realtà e tornare a parlare veramente con i cittadini. Ammette la sconfitta il segretario generale della CGIL in Sicilia, Alfio Mannino, che punta però sul risultato di aver riportato il tema del lavoro al centro del dibattito italiano nelle ultime settimane. Erano partiti da Catania diretti a Gaza con un carico di viveri e aiuti umanitari e invece l'imbarcazione con a bordo, tra gli altri, dell'attivista Greta Thunberg è stata bloccata e sequestrata dall'esercito israeliano. Roberta Lunghi. Sono Greta Thunberg e sono svedese. Siamo stati intercettati e rapiti dall'esercito israeliano. Esorto tutti i miei amici, familiari e compagni a fare pressione sul governo svedese per far rilasciare me e gli altri. È il drammatico SOS lanciato via social dall'attivista Greta Thunberg, così come da tutti gli altri partiti il 1° giugno da Catania sulla Madeleine della Freedom Flotilla Coalition per portare aiuti umanitari sulla striscia di Gaza. La scelta di Catania nasceva dall'umanità e accoglienza riscontrata, ma quegli aiuti raccolti non arriveranno a destinazione per l'intervento dell'esercito di Israele. Tra i 12 sull'imbarcazione l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan. L'ultima frase in diretta Telegram è proprio la sua. Ci hanno lanciato addosso dei prodotti chimici, guardate, questo è un altro crimine di guerra, bloccare una nave umanitaria è un crimine di guerra. Mentre le immagini rilanciate via social mostrano tutti con le mani alzate mentre eseguono l'ordine di gettare i telefoni in mare. Nel video diffuso nella notte dall'account X del Ministero degli Esteri israeliano, gli attivisti appaiono assieme con indosso i giubbotti di salvataggio mentre ricevono acqua e cibo. Il post accusa Greta e gli altri di avere tentato di mettere in scena una provocazione mediatica, il cui scopo era quello di ottenere pubblicità. Katz fa sapere di avere ordinato all'esercito di mostrare agli attivisti arrestati un video sull'attacco del 7 ottobre 2023. È giusto che Greta, l'antisemita, afferma, veda esattamente chi è il gruppo terroristico Hamas e quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini. I militari che hanno preso il controllo della nave sono arrivati al porto di Ashdod in Israele, dove ha fatto ingresso intorno alle 10. Ha tentato inutilmente di fuggire la professoressa uccisa dal marito che poi si è suicidato a Castelvetrano. Infatti domani ci sarà una fiaccolata in memoria della vittima. Sentiamo Laura Spanò. Avrebbe provato a scappare Mary Bonanno, la professoressa di 49 anni uccisa dal marito che poi si è suicidato lanciandosi dal terzo piano di una palazzina in via 4 Aprile a Castelvetrano. Un chiarimento, poi sfociato in una violenta lite, forse cercato dallo stesso Francesco Campagna con la moglie venerdì mattina e iniziato nel garage dove lei stava prendendo l'auto per andare a scuola. Qui sarebbe stata bloccata dal marito che l'avrebbe colpita con alcune coltellate all'addome e lei ha raggiunto le scale cercando di sfuggire alla furia, ma l'uomo l'ha raggiunta e finita con una chiave inglese quando lei si trovava già nell'androne. Mary Bonanno non ha avuto scampo. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla Procura di Marsala a stabilire le cause del decesso e la sequenza dei fatti. Nel frattempo le figlie della coppia e i parenti attraverso il loro legale chiedono rispetto per il loro dolore e di evitare la diffusione di dettagli privati. Per ricordare Mary Bonanno, vittima dell'ennesimo femminicidio, mercoledì una fiaccolata si snoderà da Piazza Escrivà fino ad arrivare al sistema delle piazze. Indiscusso valore culturale, con questa motivazione il Consiglio di Giustizia Amministrativa ferma i lavori al porticciolo di Ognina di Catania. Ribaltata la valutazione del TAR, risulta Legambiente. Tonino De Mana.
indiscusso valore culturale di un borgo marinaro le cui origini risalgono al VII secolo a.C. Con questa motivazione ed accogliendo il ricorso di Legambiente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha sospeso i lavori di ampliamento del porticciolo di Ognina, riformando così la valutazione del TAR Etneo del 17 aprile scorso. Per il CGA il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Catania appare privo di adeguata motivazione e per taluni profili addirittura contraddittorio. Negli ultimi anni il porticciolo è stato al centro di una disputa tra la società Tortuga, che ne ha ottenuto la concessione, e i residenti che si oppongono alla privatizzazione. Per i giudici amministrativi le prescrizioni della soprintendenza, si legge, non si palesano idonee a perseguire l'obiettivo della salvaguardia del valore paesaggistico. Per questi motivi il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie l'istanza cautelare e sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Soddisfatta Legambiente, rappresentata dall'avvocato Elio Guarnaccia. La Procura di Catania ha revocato il sequestro dell'area interessata dall'esplosione del 21 gennaio causata da una fuga di gas in via Fratelli Gualandi. La deflagrazione, come si ricorderà, causò il crollo di 2 palazzine e l'evacuazione di un intero quartiere con un'interruzione di metano e energia elettrica. Il sequestro si era reso necessario per poter svolgere i sopralluoghi da parte dei consulenti mirati ad accertare le cause della fuga e poi dell'esplosione. Per Gaetano Todaro, che è il presidente di Catania Rete Gas, il dissequestro di via Gualandi è una notizia importante che si attendeva da tempo. Ora potranno iniziare i lavori per ricoprire l'enorme buca. In vista della caldissima estate che ci aspetta, quali sono le buone abitudini alimentari da seguire? Lo abbiamo chiesto al nutrizionista calabrese Desiree Ferlito. Caldo, anzi caldissimo. In una Sicilia dal clima sempre più tropicale, dove sono attesi i 40 gradi, abbiamo chiesto al professor Calabrese come affrontare le alte temperature attraverso un'alimentazione più consapevole, prestando particolarmente cura naturalmente agli anziani. Gli anziani non hanno tanto voglia di bere perché c'è proprio un problema dei centri della sete che non vengono più eccitati quando superiamo i 70 anni. Allora noi cosa dobbiamo fare? Imporci di bere non 2 litri, 3 litri, ma 4 bottigliette, cioè andiamo a quantificare quello che noi abbiamo fatto. Mantenere poi l'organismo idratato consumando anche frutta e verdura, alimenti già ricchi naturalmente di sali minerali e acqua. Ricordiamoci che la verdura va dall'85 al 90% di acqua e allo stesso la frutta, poi la frutta di stagione, sto pensando soprattutto all'anguria ma anche al melone, vanno al 95% di acqua, come le pesche vanno all'85% e le albicocche anche. Noi ogni giorno almeno 3 pasti, colazione, pranzo e cena, oppure metà mattina, metà pomeriggio e la cena, dobbiamo avere le porzioni di frutta presenti. Poche regole da seguire importanti per la salute. Un'insalatona fantasia in cui ci mettiamo magari un po' di mozzarella o un po' di tonno sott'olio sgocciolato e poi ci beviamo dell'acqua e poi prendiamo della buona frutta per poi compensare la sera, dove possiamo prendere, che so, un primo piatto con le verdure e ci mettiamo magari vicino un po' di pesce. E se da un lato esistono raccomandazioni e alimenti che possono aiutare a fronteggiare i mesi di fuoco, allo stesso modo però ci sono dei cibi a cui dovremmo fare attenzione o addirittura evitare. Se io ho molto caldo, ho molta afa e sovraccarico il mio organismo con grassi, cioè le maionesi, i salumi, bisogna stare molto attenti. Ci occuperemo dopo la brevissima pausa degli esami di maturità e in particolare di quelle che sarebbero le tracce secondo l'intelligenza artificiale. Esami di maturità in vista per gli studenti dell'ultimo anno, quali saranno le possibili tracce? L'abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale. Veronica Barbarino. Sono circa 46.000 i giovani siciliani che affronteranno la maturità quest'anno. Mancano meno di 10 giorni alla prima prova scritta e come ogni anno impazzano i pronostici su quali saranno le tracce. Noi le abbiamo chieste all'intelligenza artificiale. Chiaramente ChatGPT non ha accesso alle scelte del Ministero, ma riesce a elaborare ipotesi credibili sulla base di dati, tendenze culturali, ricorrenze e tracce del passato. Ed ecco le previsioni dell'algoritmo.
Secondo ChatGPT, per l'analisi del testo i nomi più gettonati sono Gabriele D'Annunzio, Italo Calvino ed Eugenio Montale, ma anche Camilleri per la ricorrenza dei suoi 100 anni. Per il testo argomentativo, invece, i temi potrebbero spaziare dall'intelligenza artificiale alla ricorrenza storica, come gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Infine, per il tema d'attualità, ChatGPT punta su crisi climatica, salute mentale, parità di genere e conflitti internazionali. Nessuna previsione, ovviamente, può sostituire la preparazione e questi giorni per i maturandi sono un passaggio importante, personale e irripetibile. E come ricorda ChatGPT, l'esame non è un giudizio su chi siete, ma un'opportunità per dimostrare quanto valete. L'attrice Anna Valle ha assistito la madre operata all'ospedale Cannizzaro di Catania. In un video ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario. Luca Ciliberti. Si è trovata, come tante persone che assistono i propri cari ricoverati, ad accompagnare e sostenere la madre operata e ricoverata nell'unità di senologia dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. E al reparto, davanti alle malattie, le carriere e i titoli si azzerano. Così, al termine delle esperienze di caregiver, Anna Valle, tra le più apprezzate attrici italiane già Miss Italia, ha voluto ringraziare pubblicamente tutta l'equipe della Breast Unit per la qualità e l'umanità nell'assistenza. Ho trovato una realtà bellissima, oltre a una grandissima professionalità, una grandissima passione, che è la cosa per me fondamentale, cioè con la quale le persone che lavorano qui, tutto il team capitanato dalla professoressa Catalano, lavora con questa grande passione e grande empatia. Una testimonianza toccante e sentita. Chi entra in ospedale per qualsiasi problema si trova in ospedale, entra affrontando qualcosa di personalmente molto impegnativo, e da questa parte abbiamo trovato il gruppo infermiere, il gruppo medici, tutte le persone che ci hanno accolto nel migliore dei modi, quasi come delle amiche e degli amici, perché ci vuole tanta energia. Io però qua l'ho trovata, è stato bellissimo. Non è la prima volta che l'attrice siciliana d'adozione vive i ritmi e le emozioni della corsia d'ospedale. Recentemente, per lavoro, nella fiction Lea, ha vestito i panni di un'infermiera specializzata di un reparto di pediatria. Anche in questo caso, grazie all'aiuto di colleghi e pazienti, la protagonista è riuscita a ritrovare energie positive. Breve pausa e poi lo sport con il calcio, Palermo e Catania. Calcio Serie B, il Palermo pronto ad annunciare l'ingaggio di Pippo Inzaghi, ormai ad un passo dalla separazione con il Pisa. Il nuovo tecnico potrebbe essere già presentato in giornata. A mercato si punta al ritorno di Audero. Marco Gullà. La settimana appena iniziata è quella che porterà all'ufficialità di Pippo Inzaghi come allenatore del Palermo. In questi giorni è attesa la risoluzione del contratto tra il Pisa e il tecnico, ormai virtualmente nuovo allenatore dei siciliani. Tra il Pisa e Inzaghi il divorzio, comunque non sereno, è stato deciso. L'accordo con il Palermo, biennale più un terzo anno in caso di Serie A, è già raggiunto e il no di Vignato alla cessione in Sicilia come contropartita tecnica ha solo rallentato ma non complicato l'operazione. E poi sarà tempo di calciomercato. Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto è Vasic, che andrà via in prestito per avere più spazio. Il centrocampista ha messo il Padova, neopromosso in Serie B, in cima alla lista delle preferenze. Anche De Planche sembra aver accettato l'idea di una cessione in prestito. Per la Porta l'obiettivo dei rosanero è riprendere Audero dal Como. L'estremo difensore in Sicilia si è trovato benissimo e vorrebbe giocare da titolare anche il prossimo anno, situazione che nella squadra di Fabregas sarebbe molto complicata. Le parti devono concordare cifra e formula di un eventuale trasferimento. Serie C a Catania si attende l'arrivo di Pelligra per pianificare la nuova stagione. Faggiano saluta, si cerca un nuovo direttore sportivo, primi movimenti per Trapani e Siracusa. Francesco Triolo. Sul calendario del Catania venerdì prossimo un giorno segnato col circoletto rosso, è quello in cui il presidente Rosario Pelligra sarà a Catania per definire le tante questioni in sospeso, dal budget a Torre del Grifo, ma la priorità è il tecnico toscano. A un altro anno di contratto e rimarrà. Sembra scontato invece l'addio di Daniele Faggiano,
Così il club è alla ricerca di un altro direttore sportivo che potrebbe essere Renzo Castagnini, ex Brescia. Il nuovo DS avrà il compito di gestire la rosa ampia che il Catania si ritroverà con il rientro per fine prestito di 14 calciatori, tra questi Ciccerelli e Cianci, reduci dalla finale playoff persa con la Ternana, che potrebbero rimanere. Agli altri occorrerà trovare una sistemazione. Il Trapani invece guarda già all'inizio del ritiro fissato per il 15 luglio a Troina. Per quella data Totò Aronica conta di avere a disposizione una rosa più scremata rispetto ai 35 tesserati in questo momento. Un lavoro complicato ma propedeutico ai nuovi ingressi che l'allenatore ha chiesto, priorità ad un attaccante, un portiere ed un difensore centrale. I Granata stanno cercando Salvatore Pezzella, di proprietà dell'Avellino, lo scorso anno in prestito alla Cavese, e lui il primo obiettivo. La stagione del Siracusa invece si è conclusa solo ieri con la finale scudetto persa a Teramo contro il Livorno. Adesso si dovrà programmare il prossimo campionato ed a fine settimana è previsto un incontro tra il presidente Ricci, la dirigenza e il tecnico per pianificare le prime mosse. Il primo passo dovrà essere la nomina del direttore sportivo, figura che in questo momento manca tra gli azzurri. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per averci seguito e buona giornata.